della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino.
Qui Parlamento. La senatrice Erika Stefani, che voglio salutare e ringraziare per la sua presenza. Buonasera e bentrovata. Sì, buonasera a tutti. Chiedo scusa se c'è rumore di sottofondo, ma rispondo direttamente dall'aula, abbiamo una votazione in corso. Quindi se sentite rumore sta sotto, lavorando, da quindi questo. non si deve Sì, scusare. lavorando, Se era in discoteca potevamo parlarne, ma non mi pare che sia giustificato. No, i rumori sotto non sono per una pericena, no, si tratta dell'aula. Certo. Eccomi Senta, qua. oggi si parla di DL sciacallaggio. Ecco, visto che a maggior ragione purtroppo il meteo porta esondazioni di fiumi e quindi probabilmente magari ci sarà da evacuare qualche area e così via. Che cosa prevedono queste norme? Beh, in primis è veramente stato fatto questo disegno di legge che è stato approvato al Senato e che prevede degli aumenti di pena nel caso di cosiddetto sciacallaggio. Ecco, la norma non scrive la parola sciacallaggio, ma viene resa in una maniera diversa, cioè quando uno compie un reato profittando di pubbliche calamità. Ora, noi ci troviamo di fronte e credetemi, lo vediamo, forse non è riportato costantemente, perché quando ci si trova di fronte a dei disastri, come purtroppo ne stiamo vedendo, dei disastri meteorologici, e non vengono magari filmati, abbiamo queste immagini tremende, no, di alluvioni, di frane, ma spesso non si racconta quello che accade dopo e che è terribile, perché già siamo di fronte a un dramma creato dal disastro e si aggiunge poi alla tristezza di vedere beni che ci sono dentro le nostre case, nei nostri magazzini, nelle nostre aziende, i nostri beni che rischiano di sono esposti, no? E accade che questi criminali infami, perché si rischia veramente di andare in situazioni veramente di indegnità, perché approfittare dei momenti di disastro per andare a rubare penso che sia una delle cose peggiori. Ora, che cos'è che c'è previsto nel disegno di legge? Allora, c'è previsto di avere un aumento di pena per una circostanza aggravante della pubblica calamità, quindi già una circostanza aggravante in generale, no? Per la pubblica calamità. Dopodiché si prevede nel caso di furto anche semplice che se vi è un furto con lo sciacallaggio, l'aggravante non vada, come si dice, contemperata con l'attenuante. Cioè, che cosa accade quando si fanno le valutazioni, si calcolano le pene, no, davanti nei tribunali? Se ci sono delle circostanze attenuanti e ci sono delle circostanze aggravanti, possono essere bilanciate e a volte vengono considerate equivalenti. Cioè uno è aggravante, però magari concorre a una circostanza attenuante e viene messo a pari, mentre con questo nuovo provvedimento questo procedimento non si farà per i reati di furto nel caso appunto del cosiddetto sciacallaggio. Dopodiché sarà prevista un'aggravante proprio speciale nel furto per il caso di sciacallaggio e quindi stiamo parlando veramente di aumenti di pena considerevoli, perché oggi quindi con questa ipotesi potremmo arrivare veramente alla reclusione da 2 a 6 anni nel caso in cui concorrono appunto queste circostanze aggravanti, che non stiamo parlando di un mero furtarello, ma stiamo parlando di chi approfitta veramente di queste situazioni dove ci vediamo a causa di un disastro le nostre vite sparpagliate su una strada perché per un crollo, per una inondazione, per un incendio, per una frana e trovare chi approfitta di questa situazione. Veramente siamo di fronte a di qualcosa di particolarmente esecrabile, sì, è un gesto semplicemente infame. Difficilmente accettabile, sì. Ed è peraltro, per quello che mi riguarda, assoggettabile a una vera e propria violenza
su chi è stato costretto a lasciare la casa per un ordine ovviamente dell'autorità, perché la situazione gliel'ha imposto, e viene colpito nel momento di maggiore debolezza, direi anche interiore, perché la casa è il luogo più sacro, è il luogo più intimo, e vederlo violato, profanato da gente che senza alcun rispetto e senza alcuno scrupolo si infila pur di portarsi via quelle 4 cose, quei 4 ricordi, quei pezzi di storia, è orrendo. Quindi ben venga la galera fino a 6 anni, e vorrei dirle che gli va anche larga e gli va anche bene, perché siamo una Anche repubblica che non bene. ha la pena di morte, ma io vorrei ricordare a chi mi sta ascoltando che quando ci fu il terremoto di Messina, nel 1908, i primi a scendere a terra in mezzo alle macerie di Messina furono i marinai della flotta russa, che arrivò per prima in soccorso della città. Venne imposta la legge marziale e gli sciacalli vennero fucilati sul posto. Quindi ringraziate che siamo uno stato di leggi, per fortuna. Ringraziate che abbiamo una Costituzione che non permette la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi penali militari di guerra. Peraltro ora non c'è più nemmeno lì, quindi entrate in quiescenza. Quindi direi che vi va anche bene che vi fate 6 anni di galera per il vostro sporco sciacallaggio. E Senatrice, quello che ma dispiace è che quello visto che che l'abbiamo dispiace è colta sul no, no, ma fatto, diciamo così, che cosa state facendo? Faccia un po' la nostra inviata, che cosa vede? Cosa state votando? Ora, beh, in questo momento stiamo votando delle ratifiche, ma abbiamo appena concluso un disegno di legge che ha creato particolarmente dei contrasti all'interno dell'Aula, che è il tema della maternità surrogata, cioè il disegno di legge che prevede come reato universale l'utero in affitto. E vi sono state delle opinioni espresse dall'opposizione che erano volte invece a non qualificare come reato queste tipo di pratiche, ma sono delle pratiche che chiaramente, allora, chi vi ricorre, a volte vi ricorre proprio per dare seguito a un proprio desiderio, magari di maternità o di paternità portato forse all'estremo. Il problema, come abbiamo evidenziato noi anche nella discussione delle nostre dichiarazioni di voto, è che l'utero in affitto alimenta purtroppo dei mercati e dei mercimoni veramente squallidi sulla vita dei bambini, ma della vita di alcune donne. Non per niente spesso vengono propagandate anche a mezzo di agenzie pubblicitarie, e vengono propagandate queste pratiche soprattutto nei paesi dove ci sono dei livelli per le donne di particolare povertà e di particolare anche povertà anche culturale, no? Non dico addirittura di analfabetizzazione. Sono delle pratiche odiose, sono delle pratiche che noi riteniamo di voler comunque fermare. Il desiderio del figlio non può essere spinto al punto di far perdere la dignità a queste donne, che vengono veramente praticamente a volte vengono utilizzate proprio come un mero contenitore pagato per soddisfare il proprio bisogno, che è un bisogno naturale della maternità, della paternità, ma ovviamente dove finiscono i nostri diritti, dove cominciano i diritti altrui. Certamente. Senatrice, allora io la lascio al suo lavoro, la ringrazio come sempre del suo tempo e della sua cortesia, e al piacere di ritrovarci presto. Sì. Grazie a voi tutti, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie, buona serata. Sigla. Qui Parlamento. Bene, le 18:30 noi ce ne andiamo belli in pausa, e poi torniamo con Iva Zanicchi che canta L'Arca di Noè da Sanremo del 1970, perché dopo, lo sapete, mercoledì arriva lei, Sua Soavità Paola D'Amico, l'amica degli animali. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Permettetemi di sottolineare solo a conclusione di questo qui Parlamento che l'utero in affitto è reato in Italia. Il Senato ha dato l'ok quindi al disegno di legge contro la maternità surrogata, quindi ora passa alla promulgazione del Presidente della Repubblica. Questa è la notizia, peraltro, che ci ha dato la senatrice Erika Stefani in diretta. Ma adesso, signore e signori, come ogni mercoledì, c'è mancata mercoledì scorso, ora torna come sempre leggiadra ed elegante, sua soavità Paola D'Amico, l'amica degli animali. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Oh, bentornata Paola! Ciao Antonino, tutto bene? Sì, ora direi bene, dai, possiamo dire bene, su. Che poi è sempre meglio dire bene, perché dire bene è anche benedire, il che fa bene non soltanto a quello che noi diciamo, ma anche a quello che noi pensiamo. Scusa, ogni tanto mi viene da filosofeggiare, mi metto ad arzigogolare così. Poi parlo con chi ogni martedì lodevolmente fa il dorso buone notizie sul Corriere della Sera, quindi credo di trovare orecchie attente. Assolutamente sì. Antonino, ci sono un po' di notizie così, diciamo, nel nostro carniere di oggi. Dai. Se vuoi partiamo subito e partiamo da una buona notizia, che in Abruzzo è stata rinviata soltanto per un mese per adesso, ma non si sa cosa accadrà domani, la caccia ai cervi. È rinviata in realtà per problemi organizzativi, pratici, non con l'intenzione di annullarla, però diciamo che i poveri cervi hanno un mese in più per cercarsi dei rifugi sicuri, speriamo. Non so appunto se abbiano compreso bene che rischio stanno correndo. Si sa che per cacciare il cervo occorrono dei patentini specifici, dei permessi, che è anche costoso, perché i cacciatori di selezione devono fare dei corsi di formazione molto complessi, gli va dato atto che si preparano per questo, studiano, non vanno così all'avventura. E c'è però anche un premio per questa caccia che va da 50 a 600 euro, 50 se si abbatte un cucciolo e 600 euro quando diciamo l'animale è molto molto grosso, soltanto maschi, mi spiace per loro. In tutto il calcolo che è stato fatto che devono essere abbattuti 469 esemplari maschi. Però appunto nel frattempo, mentre c'è questo mese di tempo, perché c'è un problema organizzativo, perché bisogna avere anche le guardie che possono portare i cacciatori nei luoghi predisposti appunto fuori dalle zone protette, ma servono poi anche centri di raccolta per questi animali abbattuti. Nel frattempo diciamo che la battaglia tra chi vuole la conservazione di queste specie tout court, invece chi dice no, vanno abbattuti perché sono troppi, continua. E, tra l'altro gli ambientalisti sono stati diciamo stoppati perché il TAR, a cui avevano ricorso, ha detto che in realtà i giudici hanno scritto un provvedimento corretto e quindi non è messa a rischio la conservazione della specie. Io, ripeto, non ho ben capito su che basi, su quale sia il fondamento di chi dice che la specie non viene messa a rischio, perché come abbiamo visto nella storia, cominciamo dal lupo, quando venivano battuti i lupi in modo un po' dissennato, in Francia per esempio la specie è completamente scomparsa, no? Nell'800. E comunque è un momento un po' critico per la fauna selvatica, però in Italia abbiamo anche un territorio molto fertile per animali strani. Per esempio, le scorse settimane, diciamo la prima settimana di ottobre, 5-6 ottobre,
c'è stato un grande movimento internazionale, ma in particolare in Europa e in Italia, di osservatori della flora selvatica in volo, il grande momento delle migrazioni, e grazie a questi avvistamenti e a questi numerosi partecipanti ai birdwatching organizzati dalla LIPU, la Lega per la protezione degli uccelli, è stato avvistato in Italia un nepio bianco. Io ti ho mandato una foto, non so se gli rende onore e non so se è molto bella, è un piccolo rapace. Sì, la però stiamo proiettando insieme agli altri ecco, due animali di cui parleremo. Chi ci ascolta può andare in rete, sicuramente sarà più bravo di me a cercare immagini, però sai, io sono sempre un po' attenta a vedere che siano immagini non protette da copyright, perché l'esperienza, come tu sai, nel giornale ci dice che ecco, non bisogna rubare foto così a casaccio, quindi questa è un'immagine libera, ve l'ho girata. Come sia arrivato qui non si sa, perché non è un animale che vive o che si sposta o che migra dalle parti nostre. Probabilmente qualcuno suppone, per effetto anche di questi vortici d'aria importantissimi, può essere che portino fuori rotta animali. Comunque è stato avvistato ed è un evento molto interessante, perché è un volatile che non appartiene al nostro diciamo, all'Italia. Ecco. È stato osservato in Piemonte, nella riserva naturale Carrara Morozzo, ed è una specie veramente molto rara, perché vive in Africa, in Portogallo, in altre zone, diciamo, del continente. Ci sono anche sono dei piccoli gheppi, c'è anche una specie, diciamo, australiana, il nibbio bianco australiano, che si trova soltanto là, sempre un animale piccolino, con apertura alare che non supera gli 80 centimetri, grazioso, con spalle nere, occhi rossi e con un fischio chiaro che produce per chiamare, per far sentire quando in volo o quando in planata. Un animale molto bello e è noto perché ha una caratteristica, cioè è capace di rimanere sospeso in mezz'aria, al di sopra, diciamo, nel cielo, sopra i prati, come fanno proprio i gheppi più piccoli. Bene, Sì. Questo è molto importante perché in questi 2 giorni di osservazione in tutta Europa, in realtà i partecipanti hanno avvistato tantissimi animali che non si vedono con molta frequenza. Hanno visto per esempio il rondone comune, la schirilla, animali di cui poi parleremo, l'oca indiana, l'anatra mandarina, animali che hanno suggestivi anche per i loro nomi. E questa è la prima buona notizia. L'altra buona notizia è arrivata proprio fresca una mail dalla Capitaneria di Porto di Livorno, che hanno sequestrato mezzo quintale di polpi e calamari e gamberi rossi, e questo ci dice che bisogna stare molto attenti, al di là del fatto che appunto a me i polpi stanno molto simpatici, sono animali intelligentissimi, torneremo a parlarne, quindi da quando ho visto appunto le ricerche sull'urotto cervelli non riesco a mangiarle, vabbè, è un problema mio, però quando si acquista pesce o si va a ristoranti bisogna stare attenti anche sulla provenienza. Li hanno sequestrati questi carichi e non sono poca cosa, 500 kg di polpi e calamari, perché in realtà hanno verificato che in parte questo pesce era mal conservato, quindi non aveva seguito le regole proprio, e in realtà a bordo di questa nave di trasporto anche altre cose non funzionavano. Quindi attenzione, pensiamo sempre di leggere bene le etichette, ripeto, piuttosto mangiare qualcosa in meno, ma che sia sicuro, perché il pesce mal conservato può dare problemi seri di allergia, di reazioni, di istamina, quindi non è uno scherzo, insomma. Tra le intossicazioni più gravi ci sono proprio quelle che arrivano dal consumo di pesce mal conservato. Chiudo il capitolo. E ti ho mandato un'altra foto, è un animale che è veramente bellissimo, chissà mai, ed è elusivo, così difficile da vedere e osservare quasi quanto il gatto selvatico, è la lince. Sì. Ne ho già parlato in passato, un anno fa circa il parco del Gran Paradiso, il parco nazionale che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, ha confermato l'avvistamento di una lince in quest'area protetta, e non si sa esattamente quante siano nel nostro paese. Si sa che il primo avvistamento è avvenuto nel 1916 e quando il parco non era ancora area protetta, quindi è possibile che da allora
questi animali siano aumentati come numero. Il secolo scorso si sa, cioè nel secolo scorso, nell'800, erano cacciati, perché quando queste zone erano riserva di caccia dei reali, era considerato un nemico terribile, temibile per lo stambecco, quindi è chiaro che se c'era il lince che si abbatteva e mangiava lo stambecco, c'erano meno animali da prelevare per i reali. E quindi la lince era quasi estinta. Sulle Alpi diciamo che era estinta all'inizio del Novecento. Il fatto che poi l'area sia diventata, questi sono stati parchi, aree protette, dopo un secolo, il ritorno della lince è un segno molto importante. Tra l'altro la lince ha una funzione anche di pulizia, un po' come il lupo del territorio, perché non mangiano qualunque mammifero, qualunque animale, qualunque cosa si possa trovare nel territorio, hanno un'alimentazione abbastanza selettiva. Come dire, il lupo si trova cinghiali, andare a cercarsi i cinghiali, non andare a disturbare il pastore e mangiarsi le sue pecore. Quindi sono animali che appunto hanno un ruolo molto prezioso proprio per la conservazione dell'equilibrio. E la cosa curiosa, cioè che si dice sempre occhio di lince, e attenzione, in realtà dovremmo dire orecchio di lince, perché oltre ad essere belli sotto un profilo estetico, credo che la fotografia renda un po' l'idea, hanno come caratteristica proprio questi lunghi orecchi, che sono dotati di ben 20 muscoli utilissimi proprio per cacciare. Infatti con questi orecchi così ben attrezzati, così muscolari, capaci di muoversi in qualunque direzione, la lince riesce a captare suoni emessi a grandissima distanza e localizza le prede durante le sue battute di caccia. Quindi d'ora in poi diciamo orecchio di lince, un occhio di lince. La coda è corta, una coda piccolina, come vedete anche nelle immagini, 20-20 centimetri, e le proporzioni del corpo variano a seconda appunto della specie. E la più grande tra tutte è questa, la lince euroasiatica, che è quasi doppia a quella di altri presenti in altre zone, in altri continenti. Tra l'altro la lince, oltre ad avere questo udito strepitoso, questa capacità incredibile di sentire a grande distanza, è anche un'ottima nuotatrice e arrampicatrice sugli alberi, perché ha appunto questi arti posteriori che l'aiutano a compiere salti e quindi a salire in alto. Perciò se siete in zona lince, non si farà mai vedere, possiamo stare tranquilli, però evitiamo anche di salire sugli alberi perché il problema non ci salveremo. In realtà appunto è difficilissimo osservarlo, è difficilissimo vederle, probabilmente è più facile con le fototrappole come il gatto selvatico, e infatti anche per la lince vale l'appellativo di fantasma del bosco. Si muove nei boschi con moltissima agilità, facilità, grazie a questi standard molto particolari, passa inosservata anche grazie al mantello, che è una colorazione diversa in base alle specie e al luogo in cui si trova, per cui il mantello l'aiuta a mimetizzarsi nei boschi e nelle aree in cui viene a trovarsi. E quindi anche a breve distanza è assolutamente difficilissimo trovarla, e chi è riuscito a fotografarla, diciamo, è un campione, è veramente un maestro. Che dirvi ancora? Che paesi come, diciamo, la Svizzera, la Slovenia, la Romania, la Croazia hanno anche realizzato progetti specifici per le linci, per salvarle. È difficile proprio per la loro elusività calcolare quante possono essere quando fare un'osservazione precisa, però anche noi italiani ce la capiamo bene, siamo partner di progetti europei, di campagne di protezione, e quindi non dobbiamo lamentarci assolutamente. Adesso addirittura che in Slovenia hanno stimato di averne 20 lince adulte, una cinquantina in Croazia, in Italia meno di 5, per dire come siamo appunto, come era arrivata una situazione di declino, di importante declino. Poi che dire, un altro animale raro, rarissimo, che è stato avvistato nei giorni scorsi, è il gabbiano, non ridere, il ghignazzante. Questo è in Toscana, perché è chiamato così, l'hanno avvistato in provincia di Grosseto, perché è un uccello particolare di cui risultano solo 5 registrazioni in Italia in questo secolo, e le immagini le ha scattate
naturalista Simone Proietti, non vi do la sua foto appunto perché era proprio da copyright, non voglio creare problemi a voi e a me stessa, perché si chiama così perché fa un verso che sembra che stia sghignazzando, che ci stia prendendo in giro. E quindi, ripeto, non è un animale che è visto molto spesso, però durante queste osservazioni, in questo periodo particolare, probabilmente è un momento particolare perché fine settembre-ottobre tanti si mettono ad osservare il cielo, quindi è anche non una moda, una bella abitudine di questi anni, il birdwatching, ed è una cosa che io non sono molto brava a fare. Io i miei grandi volatili che trovo in Lunigiana, oltre non sono ancora andata, però è molto importante farlo. Nel Sud Italia si fa e si aiuta in questo modo a sopravvivere tanti animali, perché più persone che osservano, meno cacciatori si trovano, e però appunto probabilmente ce ne sono di più di questi sghignazzanti gabbiani, però questi finora non erano ancora stati, diciamo, arrivati a maturità. Paola, invece, per quanto riguarda le buone notizie al Corriere della Sera? Buone notizie, ma adesso faccio un po' di autopromozione, no, perché mi è capitato di dovermi occupare. Opera San Francesco sta facendo tutto un mese di grande lavoro sul territorio, di grande promozione delle proprie attività, e quindi, visto che parliamo molto ai milanesi, insomma voi siete a Milano, perché no? C'è stato un momento all'Opera San Francesco, sappiamo che da 65 anni compie quest'anno, da pranzo e cena, cibo, diciamo, pranzo e cena gratis a persone indigenti, che però non sono soltanto i senza tetto, i famosi clochard. Tra gli indigenti sono anche persone che guadagnano poco, 3 euro all'ora, 5 euro all'ora, e che, visti i prezzi delle metropoli, non ce la farebbero senza questi pasti garantiti al giorno dell'Opera San Francesco a tirare fine mese. Ho raccolto la storia di un signore di 80 anni che è tornato con la sua famiglia in occasione di queste giornate aperte, dove c'erano vari chef famosi che cucinavano per i visitatori. E lui mi ha raccontato, da 80 anni, adesso vive nel Lazio, che arrivò giovanissimo, poco meno che ventenne, a Milano per lavorare, per cercare lavoro. Aveva un fratello che lavorava qui ma non poteva aiutarlo, e tra un lavoro e l'altro, da lavapiatti poi a lavoretti un po' più sicuri, però sempre molto precario, 60 anni fa lui a un certo punto non ce la faceva più, doveva rinunciare a questa vita autonoma che voleva cercarsi a Milano, finché ha trovato Opera San Francesco, e questo frate gli ha detto: vieni pure a mangiare da noi, la mensa è aperta anche per te, anche se hai dei lavoretti. E lui dice: questa mensa mi ha salvato perché sono riuscito piano piano a crearmi un lavoro più solido, e grazie alla mensa e grazie al fatto che mi davano i vestiti cambi e i vestiti puliti e la doccia, e adesso poi da qualche anno diversi anni c'è anche un servizio medico, io sono riuscita a farcela. Poi ha studiato, si è preso il diploma, si è laureato e ha fatto un lavoro, diciamo, consono al suo titolo di studio, però si è ricordato, e in questa occasione è tornato a Milano proprio in omaggio a questi frati che tengono botta a qualunque difficoltà, e dove ci sono tantissimi volontari che si alternano, danno da mangiare, curano e danno il cambio di vestiti, quindi non buttate via nulla, perché tutto quello che non si usa più può essere utilizzato. E secondo me è una cosa veramente molto importante, che è un merito di Milano, avere questa capacità di aiutare chi ha delle difficoltà. Anche secondo me Milano col cuore in mano, che è ancora, se vuole, può ancora essere questo, malgrado le cose che vive. Sai, ne parlavo lunedì sera con la nostra Carla De Bernardi, no? Il centro che si è gentrificato, il centro che è diventato un grande ufficio, e invece Milano ha ancora un'anima, ha ancora un cuore. E questo è quello che dovrebbe, insomma, far sperare un po' nella capitale morale d'Italia, perché è molto facile dire che Milano pensa solo a se stessa, a Milano se cadi nessuno ti rialza, tutte queste fesserie, e che Milano è brutta, eccetera, eccetera. Non è così. Dà sempre una possibilità a tutti. Sì. E soprattutto bisogna vedere queste realtà
ripeto, e non dimenticarsi. E veramente questo signore mi ha commosso, perché il fatto che non si sia dimenticato dopo 60 anni e ha accolto quindi l'invito di Opera San Francesco a riunirsi, andare a visitare, dare una mano, insomma, è importante, no? Un segnale Certo. importante. Certo, mi sembra proprio un bell'esempio, e speriamo anche che sia un esempio che verrà seguito dai più giovani, perché non è possibile che debba venire sempre quello di 80 anni a ricordare com'è che andavano le cose prima o a dare un esempio. Insomma, ci auguriamo No, ma che questo ci sono anche esempio i vada più in giovani, basso c'è un come giro, lato anagrafico, diciamo. no, ma c'è un giro grosso, ci sono tanti volontari, 1300 volontari che ruotano, e quindi è un paese, perché Meraviglioso. in dimensioni più piccole, Milano sono milioni di abitanti, un paese che ruota attorno. Tutti quelli che possono danno 2 ore di tempo, 4 ore di tempo, c'è chi riesce ad andare tutti i giorni, che ruotano proprio donando il proprio tempo. Straordinario, veramente straordinario. Queste sono sì, belle notizie direi. Belle notizie, sì. Paola, allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo, come Grazie a sempre, te. e ci ritroviamo quindi il 23 di ottobre prossimo, se vuoi. Sì, assolutamente, ho anche delle belle sorprese. Sto però aspettando di parlare con le 2 ricercatrici, perché così voglio riportare proprio per Radio Libertà quello che loro Sì, ci raccontano, però non potevano in questi giorni, quindi l'ho tenuta per la prossima settimana. va Una sorpresa. bene, allora aspettiamo la tua sorpresa, ok? Grazie, buona serata. Grazie a te Paola e un abbraccio. E allora, è sempre un piacere parlare con Paola e scoprire, diciamo, questi passi, fare questi 4 passi in mezzo alla natura, ma anche, se permettete, raccontare un'Italia di gente per bene che c'è ancora, che si spende per gli altri, che fa del proprio meglio, che cerca di dare, cerca di rispettare in fondo quella frase che Don Lorenzo Milani teneva appesa sul muro della scuola di Barbiana, quell'I care, mi importa, mi interessa, contrapposto al me ne frego che usava la Buonanima in tempi, Buonanima si fa per dire, in tempi diversi. Va bene, allora si sono fatte le 18, 56 minuti e 52 secondi. Caro Lawrence, sai che cosa facciamo adesso? Facciamo una bella cosa, facciamo che andiamo in pausa, poi mettiamo su un altro disco. Mamma mia, che meraviglia poter dire mettiamo su un altro disco. Mettiamo su Paolo Conte con la Topolina Amaranto del 1975 e poi c'è Antonio Zennaro con Conto Corrente, perché si parla Sava Sandir di Stellantis. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
che la benzina è rincarata, costa più di 1 chilo di insalata. Beh, nel 1975 era appena vivo il ricordo dello shock petrolifero di 2 anni prima, dovuto alla guerra del Kippur, e anche a quel tempo 1 litro di benzina era arrivato a costare non quanto 1 chilo di insalata, ma improvvisamente, dopo anni e anni di sviluppo e di benzina a prezzo, diciamo così, accettabile, ebbe un improvviso rialzo, e quel rialzo poi portò tra l'altro alla nascita dei soliti profeti di sventura che dissero che avremmo rispolverato la carrozzella, avremmo dovuto camminare a piedi, il petrolio si sarebbe esaurito. Poi 'ste storie che il petrolio sta finendo, guardate, era già per il 1970 era prevista la fine dell'estrazione del petrolio, perché non se ne sarebbe trovato più. In realtà il perfezionamento delle sonde d'estrazione, ma anche, se volete, lo shale gas, l'estrazione, diciamo così, degli scisti bituminosi, ha permesso di superare queste profezie di sventura. Ma adesso è il momento di Conto Corrente con Antonio Zennaro. Sigla. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Caro Antonio, noi abbiamo cominciato con la Topolino Amaranto, e invece per la Panda di colore grigio che oggi la Fiat cerca di vendere, come siamo messi? Buonasera e ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti gli amici di Radio Libertà. Siamo messi, come si direbbe in Veneto, come siamo Alessi, nel senso che l'audizione che c'è stata in Parlamento da parte dell'amministratore delegato Tavares, il portoghese, è stata un grave danno d'immagine per tutti gli amanti dei motori termici. Perché? Certo. Perché sostanzialmente è confermato che bisogna andare avanti con l'elettrico, però l'elettrico servono gli incentivi statali, e quindi fondamentalmente è venuto a battere cassa. E se non ricevi gli incentivi è costretto a mettere in cassa integrazione, chiudere gli impianti. È una situazione paradossale. Perché? Perché le regole dell'economia dicono che il cliente viene prima di tutto, e tu devi produrre delle soluzioni che compra poi il cliente. Se tu fai delle soluzioni che non piacciono al cliente, sei fuori mercato, è la legge del mercato. Sei fuori mercato e quindi sei un'azienda che non fa utili, non crea ricchezza, ma perde soldi. E le aziende che perdono soldi, che fine fanno? Escono dal mercato, sono eliminate dal mercato. Quindi sostanzialmente anche a tanti opinionisti, esperti, le parole di Tavares sono state un po' un fulmine a ciel sereno, non si aspettano da un CEO da milioni e milioni di euro di remunerazione, un approccio così un po' fuori, non dico dalla realtà, però da un mercato che in questo momento sta andando verso da un'altra parte. C'è la dichiarazione dell'amministratore delegato invece di un'altra realtà importante europea, che è BMW, e invece lui dice: io non sono d'accordo con Tavares, sostanzialmente dobbiamo rivedere il limite del 2035. Cosa vuol dire il limite del 2035? No? Perché in tanti anche mi hanno attaccato sui social: guardate che il limite non è vero che vengono eliminate le auto termiche, perché comunque tu potrai continuare a viaggiare con l'auto termica anche dopo il 2035. Non le potrai più comprare, però va spiegato che le produzioni e le linee produttive, Antonino, degli impianti industriali non sono come il pongo che tu le fai Esatto. una settimana sì, una settimana no. Cioè l'impostazione di una catena produttiva è un progetto
come minimo quinquennale, ma sostanzialmente per realizzare un nuovo impianto 10-15 anni. Quindi se oggi io voglio essere in grado di produrre full electric a tutto il mercato, sostanzialmente devo dismettere la mia produzione di auto termiche già ora. Però c'è un problema. Vedevo i dati. I dati ci dicono, ad esempio, che Dacia sta macinando decine e decine di migliaia di vendite del suo prodotto che non è elettrico ma è metano, è GPL. Quindi rubano quote di mercato a uno che era quello dei mercati, cioè il mercato del GPL, il mercato del metano, no? Soprattutto il GPL era un mercato dove l'ex Fiat era leader del mercato anche in Italia, e quindi hanno rinunciato a essere leader di mercato su un segmento che alla fine permette oggi a Dacia di vendere una marea di prodotti in Italia, quindi ovviamente facendo felici i suoi operai, i suoi produttori. Quindi una scelta totalmente irrazionale, perché oggi le 500 elettriche non si vendono. Quindi rischiamo sostanzialmente la scomparsa di una storica filiera che è quella dell'automotive in Italia nel giro di qualche anno per scelte aziendali sbagliate. Che meraviglia. Allora, il tema Antonino, la soluzione non lo posso dare né Antonino Danna né Antonio Zennaro, non siamo noi, però possiamo confermare le paure di tanti operatori e dell'Associazione Europea dei Produttori. Su questo possiamo essere d'accordo con l'Associazione Europea dei Produttori d'auto, che è l'associazione che riunisce la maggior parte dei produttori in termini di vendite a livello mondiale e che dice che la scadenza del 2035 va rivista. Altro tema, sì, sempre in questo settore, tediamo un po' quelli a casa, però parliamo di riflessi occupazionali di 10 milioni di persone in Europa, quindi insomma non è una cosa tanto banale. Il tema è che oggi la Cina sta producendo non solo le macchinette di bassa qualità, adesso si è posizionata sul segmento delle auto di lusso. Certo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso ci sarà anche sul segmento del berline, dei SUV, un forte concorrenza cinese, però tecnologia è già cinese anche per tante auto italiane, cioè tante auto che si vendono in Italia, ma adesso anche tutta la produzione. Quindi cosa rischiamo? Rischiamo completamente, come un po' con il settore anche dell'elettronica, cioè rischiamo che completamente perdiamo tutto il settore dell'automotive, cioè rischiamo che alla fine diventeremo importatori netti di auto. E questo è però cosa produce? Produce una perdita di tecnologia, una perdita di posti di lavoro, una perdita di tantissime competenze, e quindi rimaniamo vincolati mani e piedi, cioè ci leghiamo mani e piedi alla Cina. Quindi questa è un po' la domanda che gli interlocutori, soprattutto europei, perché questo è un piano europeo, dovrebbero porsi. Vogliamo legarci mani e piedi anche sull'auto alla Cina? Certo, no, decisamente è giusto se sono bravi, è giusto che loro vendano, però Antonino il tema è non darsi la zappa sui piedi. Condivido. Sarebbe anche il caso di evitare di finire mani e piedi con, peraltro, cioè significherebbe la distruzione di tutto un coacervo di qualità, scelte ingegneristiche, soluzioni, esperienza, che sparirebbero dalla sera alla mattina, e sparendo dalla sera alla mattina, ahimè, non resterebbe più nulla. Sono tutti posti di lavoro che si perdono e cultura d'impresa che si perde. E a me, francamente, di regalare tutto questo a un prodotto made in China, che peraltro mi viene dato con la scusa che vabbè, però è una macchina elettrica, è una macchina che non inquina, quando sappiamo come vengono estratti
i minerali che finiscono nelle batterie, quando sappiamo quali sono i problemi ecologici connessi al fine vita di questi macchinari, eccetera, eccetera. E allora a maggior ragione, se permetti, mi viene male, diciamo così. Quindi, Antonino, dimmi. io penso ad esempio Stellantis al suo interno a Maserati. Sì. Secondo me il vero, come si può dire, peccato, se possiamo usare in termini etici, di Stellantis, di questa gestione, stiamo ovviamente dando solo delle opinioni, così da appassionati, insomma, da analisti, insomma, non è che ognuna c'è una proprietà, una società, e quindi fanno quello che gli pare, no? Certo. Nel senso che non siamo noi a poter incidere, però secondo me il vero peccato etico è quello di non valorizzare un marchio storico come Maserati, un brand riconosciuto in tutto il mondo, un brand che potrebbe fare dei numeri pazzeschi. Questo secondo me è il vero, facciamo un esempio. Lamborghini, mi sembra che, non mi ricordo adesso l'importo esatto, però fu comprato per, non mi ricordo se 30 milioni o 100 milioni, adesso non voglio dire. Sì. Oggi Lamborghini è comunque un brand che vale come minimo 4-5 miliardi, questa è la mia valutazione. Quindi Maserati, se fosse valorizzata, quanto potrebbe valere? Cioè, il tema è un tema, di valorizzare anche la nostra storia dell'auto. Cioè, non possiamo mandare sempre tutto al macero, no? Secondo me ci sono delle situazioni per cui forse anche qua andrebbe anche valutato un intervento. Io spero che ci fossero anche degli imprenditori che volessero valutare l'acquisto di Maserati e il rilancio, perché guardate che ad esempio lo spin-off Ferrari, Ferrari oggi vale 50-60 miliardi in borsa, c'è una quantità di soldi pazzesca, facendo un lavoro serio di valorizzazione. Cioè Made in Italy piace, c'è una quantità di appassionati a livello mondiale sull'auto italiana, sul design, che guardate non ha valore. Quindi quello che voglio dire, dobbiamo anche essere credere un po' più in noi stessi, e qui abbiamo bisogno di anche scelte audaci, fregarcene un po' delle critiche, e spero che, io ho visto anche dei belli interventi di Matteo Salvini sul tema dell'automotive, è giusto che ci sia una forte presa di posizione da parte anche del mondo politico, perché non possiamo buttare al macero anni e anni e anni di tradizione e storia della nostra automobile italiana. Sono pienamente d'accordo con te. Antonio, so che tu devi andare, quindi ti lascio andare, e al piacere di ritrovarci presto. Va Alla bene? prossima, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà, e sempre viva Radio Libertà. Sempre, grazie di cuore. E allora, sigla. Avete ascoltato Conto Corrente. Rieccoci qua alle 19:14 in questo momento. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 se avete voglia di intervenire, oppure 340 670 9659 se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp, che dir voglia. Sì, mi raccomando, noi vi aspettiamo, insomma, siamo a disposizione come sempre per ascoltare le vostre parole, per ascoltare i vostri interventi. Cosa abbiamo qui? C'è un audio, aspettate un attimo, proviamo ad ascoltarlo un momentino, sentiamo un po'. Scusate l'intervento, stavo ascoltando sulla storia del Sì, GPL. fallo entrare, puoi riprodurlo, vai pure Lawrence, vai. Paolo da Brescia. Ma la Fiat aveva 500X GPL, l'ha tenuta in commercio un anno, poi l'ha tolta, vendite incredibili, l'ha tolta per lasciare benzina e il diesel. Adesso attualmente vende la 500X con il diesel 1.300, con pochissima potenza, e ha tolto al mercato il 1.600 che ha una potenza di 120 cavalli e uno spunto incredibile, ottima macchina l'ha avuta, e adesso lancia questo ibrido elettrico, ma non funziona, sembra fatta apposta per far sì che le vendite crollino. È andato tutto? Sì, è andato tutto.
Perfetto, allora caro Paolo da Brescia, io ti ringrazio intanto per il tuo intervento, ma sai com'è? Secondo me qui si è fatta una scommessa che probabilmente è stata troppo avventata. Io credo che qui stia succedendo un po' quello che è successo in Italia nei primi anni '70 quando insomma nell'aria c'era l'idea che la Rai stesse per cominciare le trasmissioni a colori. Si diceva che la Rai avrebbe avviato il servizio di trasmissioni regolari a colori nel 1972, prima delle Olimpiadi di Monaco, e in particolare a quel punto le aziende italiane cominciarono a convertire le catene di montaggio per la produzione di televisori a colori. Se non che nel corso del 1971 Ugo La Malfa, pace all'anima sua, il grande leader repubblicano, pose una questione morale molto forte, molto sentita dal suo punto di vista, dicendo no, la televisione a colori in Italia non deve essere, almeno in questo momento storico, introdotta, perché molto semplicemente gli italiani diventerebbero spendaccioni, mentre invece è un tempo, allora si diceva di austerity, di austerità. Il risultato di questa scelta fu che, come sapete, la Rai ha cominciato le trasmissioni a colori soltanto nel febbraio del 1977, il giorno della Candelora del 1977, e nel frattempo le aziende che già avevano fatto la conversione degli impianti per la produzione di televisori a colori, molte di queste sono fallite. L'unica che rimase in piedi la conosciamo tutti, la gloriosa Mivar, che ora non esiste più. E qua mi sa che stia succedendo la stessa cosa. C'è qualcuno che ha detto, vabbè, guardiamo avanti, il futuro sta arrivando, dobbiamo a tutti i costi buttarci nell'elettrico, dobbiamo anticipare il futuro, dobbiamo fare l'ibrido, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. E il risultato è che sono venuti fuori dei modelli costosi, dei modelli che comunque ancora oggi presentano dei problemi per quanto riguarda la velocità della ricarica. Torno a ripetere, ma voi davvero vi mettereste in macchina da qua a Reggio Calabria con un'auto elettrica? E quanto tempo ci mettereste per la ricarica dell'automobile? Perché per carità hanno messo le centraline di ricarica al Galdo sull'autostrada appena arrivate prima di Lauria. Sì, adesso vi potete fermare, potete attaccare il caricatore alla vostra auto elettrica e poi aspettate un'oretta così sotto il sole durante l'estate, oppure ora fa bello fresco lì al Galdo vicino a Lauria, vi andate a prendere un caffè, un cornettello, passate tempo e nel mentre si fa la fila, perché non è che sale uno solo con una macchina elettrica, salgono in 10 e quando caricano? E poi ancora quanta autonomia, quanta d'inverno. Vi pongo una domanda, ma voi vi avventurereste su a Roncobilaccio con una macchina elettrica in pieno inverno? Io non farei l'autostrada del Sole panoramica d'inverno a quelle quote. Vi ricordo che il valico della Citerna è 762 metri, ma io non mi arrampicherei nemmeno a Campotenese, 1015 metri, casello autostradale più alto d'Europa, l'autostrada Salerno-Reggio ce l'ha tra i suoi primati. Io non mi arrampicherei a 1015 metri con un'auto elettrica in pieno inverno lì dove nevica, perché sapete che succede se ti fermi? Che resti solo insieme coi lupi, specie se ti succede all'1 del mattino. Ecco, queste sono scelte, secondo me, che sono state prese forse un po' avventatamente. E credo anche che comunque questa decisione suicida dell'Europa sarà prima o poi cancellata.
prima o poi in extremis sarà cancellata. Se questo non accadrà, resteranno 3-4 marchi con sede legale in Europa e magari stabilimenti in Cina o chissà dove, che faranno delle automobili elettriche, ovviamente, e tutti gli altri che abbiamo l'auto a combustione a scoppio, l'ha detto una volta Carlo Cambi, e io credo abbia ragione quando lo dice, faremo come a Cuba, dove voi andate e trovate le Buick americane degli anni 50 con le pinne, con centinaia di migliaia di miglia percorse, però manutenute per durare. E questo è probabilmente quello che ci aspetta. Vedremo ancora Fiat Punto prodotte, che già adesso sono vetture prodotte 30 anni fa, pare ieri, ma la prima Punto è uscita nel 1993, rendetevi conto. Vedremo automobili così che avranno 40-50 anni di vita, con magari 500.000 di chilometri accumulato sul groppone, che verranno manutenute, gli si cambieranno i pistoni, si compreranno blocchi motori, eccetera, eccetera, pur di non andare a spendere 30.000 euro per una sedicente utilitaria che impiega un'ora per caricare la corrente elettrica e che d'inverno a Campo Tenese a 1015 metri di altezza col freddo e il gelo non lo so se ce la fa a portarvi da qualche parte, se la batteria riesce a tenere con il freddo porco che c'è là sopra. Questo non lo so. Ecco, è tutto qui. È tutto qui. Io temo che questa corsa al green sia un suicidio. Un suicidio come le norme che impediscono di andare a fare legna sui corsi d'acqua, come queste norme sulla riforestazione, la rinaturalizzazione del territorio, tutte queste robe qua che sono assolutamente assurde. Poi puntualmente vediamo i tronchi che finiscono a intasare i ponti, che finiscono a fare tappo sui viadotti, vediamo le valanghe, vediamo come al solito l'acqua che viene giù. Sono i cambiamenti climatici. Non è che il ponte era tappato e l'acqua gli è passata di sopra, figuriamo. No, per carità. Non mi permetterei mai di dire cose di questo genere. Perché se no, poi se dici queste cose vai a rogo, ti scomunicano, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, è fascista, perché tra l'altro chi sostiene queste cose è anche fascista. Quindi pure voi, mica solo io, pure voi. No, che ci sia certamente un cambiamento nel clima, siamo tutti d'accordo. Che sia di proporzioni catastrofiche come quelle che vengono propagandate, credo proprio di no. Molto spesso, nel caso del rischio idrogeologico in questo paese, io temo che sia più per spese in vasche di laminazione e manutenzione che non sono state fatte, che non in questioni, diciamo così, legate più in generale al cambiamento climatico. Perché non è possibile che viene un'altra botta d'acqua e guarda caso chi è che va sotto la stessa zona colpita nell'Emilia Romagna dall'alluvione 2 anni prima? Non è possibile. Eppure. Le 19:24 minuti e 20 secondi, il telefono è sempre aperto allo 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, mandandoci anche degli audio come ha fatto il nostro Paolo da Brescia, che voglio ringraziare ancora una volta. Andiamo a vedere qualche aggiornamento sempre sul maltempo in Liguria. E allora vediamo un poco, aggiornamento alle 19:22. Resta sempre confermato il fatto appunto dell'esondazione del Bormida e in particolare, adesso vediamo un attimo che cosa c'è qui da dire. Vediamo un attimo, cronaca. L'ANSA stasera, vediamo se questo benedetto sito si carica. Adesso vi diamo gli ultimi aggiornamenti a proposito del maltempo. Vi ricordo che oggi pomeriggio a Celle Ligure addirittura il sindaco aveva chiesto ai bambini di restare in classe, di restare a scuola per la situazione che c'è già. Ecco chi mi scrive:
E le migliaia dei lavoratori dell'auto? Ah già, reddito di cittadinanza. Sai che allegria, mio caro, quale allegria, cantava Lucio Dalla. Allora, sani e salvi i bimbi bloccati alla scuola di Celle Ligure, meno male, ogni tanto una buona notizia che arriva sempre dalle pagine web dell'ANSA. Andiamo a vedere che altro sta succedendo in questo momento. Eccolo qua. Disagi per la circolazione, scuole chiuse in provincia di Alessandria. Ecco, no, non lo possiamo vedere da qua, allora dobbiamo cambiare un attimo agenzia e vi diciamo pure di che cosa stiamo parlando. Eccolo qui. Comunque voi se siete nelle zone del Savonese, se siete nelle zone, se siete in Liguria o nel Basso Piemonte, potete tranquillamente informarci, mandate i vostri WhatsApp, fatevi un po' sentire perché chiaramente abbiamo bisogno di avere notizie anche da voi. Vi dicevo, torrenti esondati, dice ancora l'ADN Kronos, stavolta a rompere gli argini Ferrani e Bormida mentre si teme per il Nimbalto a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è stata sospesa alle 14 tra Loano e Pietraligure a causa delle condizioni meteo critiche. Il servizio è ripreso alle 15:35. Nel periodo dell'interruzione è stato attivato un servizio bus spola tra Loano e Pietraligure, 2 intercity sono stati cancellati da Savona e Ventimiglia e alcuni regionali non hanno circolato nel tratto interrotto, maturando ritardi fino a 45 minuti. Dove chiuderanno le scuole? Le scuole saranno chiuse, città metropolitana di Genova, Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari Cogoleto, Crocefieschi, Genova, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Montoggio, Roncoscrivia, Savignone, Sestri Levante, Val Brevenna. Assori chiusi asilo nido e scuola materna, scuole chiuse in tutta la provincia di Savona, scuole chiuse in tutta la provincia della Spezia, scuole aperte invece in quella di Imperia. Queste sono le scuole che saranno chiuse domani appunto a Genova, La Spezia e provincia, Savona e provincia. Allora, vediamo anche che tempo farà a questo punto. Vediamo questa notizia, no, questa non va bene. Non va bene, andiamo a vedere Viaggiatreno se c'è qualche notizia per chi sta ovviamente in viaggio dalle parti della Liguria o comunque nel Basso Piemonte per vedere se c'è qualche problema alla circolazione ferroviaria. Diamo un'occhiata alle notizie sull'infomobilità, poi andremo a vedere l'ARPAL Liguria, vediamo un po' se eccolo qua, ARPAL Liguria, andiamo a dare un'occhiatina anche all'ARPAL Liguria e cerchiamo di darvi anche delle notizie su quello che sta accadendo in questi momenti, perché chiaramente c'è chi è in viaggio, c'è chi aspetta, c'è chi vuole sapere. Allora, ARPAL Liguria, allerta Liguria, ecco qua. Andiamo a vedere allertaliguria.regione.liguria.it. Siamo qua sul loro sito, stiamo dando un'occhiata alla loro homepage e siamo in attesa dei dati, vediamo un po' che cosa riferisce l'allerta Liguria. Intanto per quanto riguarda la linea Ventimiglia-Genova, niente, la circolazione ora è regolare dalle ore 15:35 dopo le condizioni meteocritiche, quindi non c'è più problema per quanto riguarda gli spostamenti in treno verso la Liguria. Ecco qua. Vediamo un po', c'è un'allerta arancione. E adesso diamo un'occhiatina al messaggio.
Allerta idrogeologica e idraulica per piogge diffuse e temporali. Vediamo un po' che cosa dice Allerta Liguria. Rischio meteo per vento, e questo lo abbiamo già detto. Situazione in atto, vai alla sezione per vedere i dati in tempo reale. Eccole qua. Allora, zona A emessa allerta gialla. Quale sarà questa zona A della regione Liguria? Non c'è la cartina, quindi non ve lo possiamo dire. Andiamo bene, andiamo. Qui non si vede la cartina, vabbè. Lasciamo stare. Ok. Allora, alle 19, 31 minuti e 20 secondi, noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Vasco Rossi, Fegato spappolato del 1979, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. Ascoltato Vasco Rossi con fegato spappolato. Il secolo XIX, eccolo qua, stiamo dandovi gli aggiornamenti sulle notizie di oggi, questo forte colpo del maltempo che si è scatenato sulla Liguria. E allora scrive il secolo XIX, la situazione meteo resterà instabile anche domani. ARPAL ha emesso un nuovo avviso di allerta arancione dalle 9 del mattino a mezzanotte sul centro e levante. Domani 17 ottobre, come sappiamo già,
A Genova e in molte altre località della Liguria le scuole saranno chiuse. Situazione più delicata nel Savonese, colpito da forti piogge. A causa delle precipitazioni e il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, sapete che c'è stata la sospensione per quasi 2 ore della Genova Ventimiglia. Problemi anche col traffico aereo, come sapevamo, 2 voli attesi nel pomeriggio all'aeroporto Colombo di Genova sono stati dirottati su altri scali e poi la chiusura temporanea dell'autostrada A10. Vi dicevo dei bambini che erano rimasti al primo piano della scuola di Celle Ligure a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il ponente Ligure. Il sindaco Marco Beltrame aveva ordinato di farli rimanere a scuola fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e per fortuna i bambini, scrive il Secolo XIX, sono tornati a casa sani e salvi. Invece, a causa di una frana, 3 famiglie sono state evacuate a Varazze da un palazzo in via Argonauti. Ad Albenga un clochard accampato nel torrente Centa in piena è stato salvato dai vigili del fuoco. Vediamo anche quali sono le strade aperte. Questo è il punto che il Secolo ha fatto circa un'ora fa alle 18:30. Provinciale 490 del Melogno chiusa, provinciale 4 a Tovo San Giacomo chiusa per il cedimento di un argine riaperta, sottopasso di San Giuseppe di Cairo riaperto, chiusa in via precauzionale la statale 29 del Colle di Cadibona in corrispondenza del comune d'Ego a causa dell'aumento del livello del fiume Bormida, il traffico viene deviato lungo la viabilità comunale. Ancora domani 17 ottobre le scuole a Genova resteranno chiuse, lo ha deciso il centro operativo comunale. Le motivazioni sono che, valutato il perdurare dell'allerta, la fragilità del territorio e la saturazione del suolo, la risposta repentina dei corsi d'acqua anche a eventi di pioggia di breve durata e preso atto che già nella giornata odierna si stanno osservando innalzamenti dei corsi d'acqua a seguito di precipitazioni stazionarie, l'assessore Gambino, supportato dal COC, decide la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale, tutte le sedi dei servizi educativi e dipartimenti universitari pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale per il giorno 17 ottobre 2024. Per quanto riguarda l'Università di Genova, le lezioni si svolgeranno online, gli esami invece saranno sospesi e dovranno essere riprogrammati. Scuole chiuse anche a Busalla, a Bogliasco saranno ancora aperte. Benissimo, questo è quello che abbiamo da riferirvi. Un'ultima cosa, diverse strade sono allagate a Varazze e ai piani d'Ivrea. Previsione del tempo, allerta arancione e naturalmente questo è qualcosa che lascia abbastanza preoccupati. Nella notte persistono per domani, nella notte tra oggi e domani, persistono condizioni di spiccata instabilità, alta probabilità di temporali forti e organizzati, specie su centro e levante. Dalla mattina, scrive ancora il Secolo XIX, approssimarsi di una nuova perturbazione con piogge diffuse di intensità fino a forte, cumulate fino a elevate, alta probabilità di temporali forti, organizzati, persistenti su BCE e parte orientale di D, quindi buona parte dei settori della regione Liguria, e poi mare localmente molto mosso per onda da sud-est. 02 9294 7222, se siete in zona fateci sapere che cosa succede, se avete voglia di dirci qualcosa noi comunque siamo qui. Credo ci sia una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi. Un saluto noblesse oblige, buonasera a te Antonino e agli ascoltatori di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Come va? Tutto bene? Insomma, cerchiamo di farla andare. Dici tutto. Nonostante tutto, si avanti. E come si suol dire, divulgate in gergo, quel che è stato comunque sarà successo più che un successo. Comunque certo. Sarà, così. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. Vai. Si dice molto orgogliosa e soddisfatta della manovra la Premier Giorgia Meloni a margine del vertice UE Paesi del Golfo a Bruxelles.
vuole ringraziare i vice premier, nonché l'uno alla Farnesina ministro degli esteri, Antonio Tajani, e l'altro ministro per i trasporti e le infrastrutture, Matteo Salvini, ministro dell'economia Giorgetti e tutti quanti i ministri, per quella che definisce una manovra seria e di buon senso. La Presidente del Consiglio si dice anche molto contenta del lavoro fatto, della compattezza della maggioranza governativa e della velocità tout court con la quale la manovra è stata approvata. Poi prosegue la Premier, la strategia resta la stessa, ci si concentra sul lavoro, sui redditi, sul salario, sulla salute dei cittadini, senza aumentare le tasse, tenendo i conti ben in ordine. E proprio sulla sanità la Presidente del Consiglio precisa che non ci sono mai state così tante risorse riservate ad essa. Il fondo sanitario aggiunto arriverà a circa 140 miliardi nei prossimi anni. Con il contributo dell'Ordine dei Medici si può cercare di capire dove lavorare insieme perché quelle risorse possano essere spese meglio, e su questo sicuramente c'è un grande lavoro da fare, ha aggiunto ancora Meloni, rispondendo a una domanda sulle critiche arrivate dalla categoria, che a molto ci accusa, non indifferente. Ma noi tutti gli sforzi che potevamo fare li abbiamo fatti, ha asserito. Lo dimostrano in primis i numeri, perché i numeri distanti da ogni forma di ibris, ringraziando Dio, non sono un'opinione. Volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, quelle con uno stile di vita più disagiato, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche fossero avversarie. E vado a concludere riguardo alla situazione dei migranti. Ci sono molti paesi che guardano al modello Albania, con cui l'Italia intrattiene un rapporto particolare di infieri, lo stanno emulando, guardando così alle politiche migratorie italiane. Domani ci sarà la riunione con i paesi che noi chiamiamo like-minded, sarà molto partecipata, la materia non è solamente italiana, è di matrice europea, ha detto la Premier Meloni durante un punto stampa, ringraziando la Presidente del Parlamento europeo Ursula von der Leyen per il suo lavoro di collaborazione, ha aggiunto infine. Ecco Antonino, ti chiedo in chiusura tu che cosa pensi di questa manovra. Da Michele Caruso grazie e buona serata. Grazie a te, ma la coperta è quella che è, si cerca di fare del proprio meglio. Trovo interessante comunque il fatto che questo governo abbia preso il più possibile le misure pur di evitare appunto di far pagare i cittadini anziché far pagare chi può pagare, e quindi le banche con gli extra profitti e tutto il resto. Un'ultima nota a margine a proposito del modello Albania: la signora von der Leyen, presidente dell'Europa, dice che bisogna costituire degli hotspot europei fuori dal territorio europeo, quindi mi sembra che l'Italia abbia fatto abbondantemente scuola in materia. Poi niente, stavo dando un'occhiata sui social ai commenti alla notizia appunto del reato universale di utero in affitto, che è stato votato dal Senato. Già abbiamo i soliti che dicono benvenuti nel Medioevo, tutta colpa dei bigotti, tutta colpa del Medioevo, e poi ma allora la prossima volta che Musk viene in Italia deve essere arrestato e così via. È inutile dire che la legge riguarda i cittadini italiani che ricorrono a queste pratiche all'estero, anche all'estero, e aggiungerei non è futuro prendere una donna e usarla come una vacca, perché qui è molto facile. La cosa che mi fa veramente, io vado ai pazzi quando ci penso, non so voi, ve lo giuro ragazzi, ma io vado ai pazzi quando sento gente che dice avvocata, ministra, sindaca, tutta questa robaccia, la schwa, l'asterisco, tutte queste puttanate,
e mi dicono: ah, ma questo è per il femminismo e per la dignità della donna. E poi però questa gente, se viene fatta una legge che tutela la dignità della donna, vietando la pratica dell'utero in affitto, ah no, questo è il Medioevo. E io veramente vado ai pazzi, gente, mi dovete credere. Perché uno dice, non è questa la tutela della dignità della donna. Cioè, tu trasformi una donna, quindi un essere umano con un'anima senziente, eccetera, 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 con la sua dignità di donna, con il suo genio femminile, se posso usare le parole di un papa femminista come Giovanni Paolo II, quello era femminista per davvero, non le stronzate di ora. Ora, tu prendi una donna e la riduci molto semplicemente a una vagina, un utero, le trombe di Falloppio, eccetera, eccetera. Cioè tu la riduci al ruolo della vacca fattrice, che viene ingravidata dal toro perché deve fare il vitellino. Il vitellino poi viene venduto. È la stessa medesima cosa. Tu prendi una donna, le togli la sua vita, le sue storie, le sue speranze, i suoi sogni, quello che voleva diventare, quello che sognava, e la riduci soltanto a un apparato riproduttivo pagato. Questa cosa, cioè dire io sono contro questa cosa e vietarla per legge, secondo alcuni questo sarebbe Medioevo. Se tu riduci la donna a un semplice apparato riproduttivo, non devi poi meravigliarti se a Kabul i talebani, attraverso il Ministero della Moralità, decidono che la donna non possa esprimersi in pubblico, perché la sua voce può essere un richiamo sessuale, perché la donna è evidentemente inferiore all'uomo. È la stessa medesima cosa. Ridurre una donna a una vacca fattrice è la stessa medesima cosa che fanno i talebani a Kabul, negando qualsiasi dignità alla donna, riducendola a un essere che non ha diritti, esattamente come gli animali, anzi peggio, perché in Italia gli animali hanno dei diritti, vengono tutelati dalle leggi. Questa è la situazione. Però se tu dici una donna non si deve ridurre a questo, tu sei un fascista, tu sei un reazionario, tu sei Medioevo. Io credo che di questo passo il centrodestra in Italia governerà per i prossimi 40 anni. Non so voi, ma io ho questa strana sensazione. L'utero in affitto, misura di civiltà. Straordinario. Straordinario, veramente. Come certa gente possa rendere una cosa così infame una cosa bella, stupenda. Progresso, questo è progresso. Vabbè. Ok. Nel frattempo ci sono tanti bambini che è difficile adottare. Ci sono tanti bambini nei brefotrofi o come si chiamano adesso che non hanno un papà e una mamma. Ci sono tanti bambini che non possono essere adottati da tante famiglie che pure hanno fatto i salti mortali pur di adottarli certi figli. Secondo me è medioevo non aiutare le famiglie ad adottare, per esempio. Secondo me è medioevo tutta la burocrazia che ruota attorno alle adozioni, specie quelle internazionali. Secondo me è medioevo quello. Ma probabilmente, chissà, abbiamo tutti torto. Vabbè, le 19:50 noi abbiamo finito per questa sera. Meditate, gente, meditate. Vi lascio questo pensiero della sera e ci salutiamo a questo punto con una canzone dei Ricchi e Poveri del 1985, la loro personale interpretazione di Buonanotte Fiorellino di F. De Gregori, sempre per citare Eli e le storie tese.
Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Lorenz, tu ci sarai domani? Sì, ci sarò. Benissimo, avremo modo di rivederci e che dire di più. Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.